Allora, buonasera, mi spiace interrompere queste melodie struggenti, ho un ritaglio di tempo come sempre mentre mi muovo in questa città dove, forse per via di un fenomeno che gli economisti chiamano il ciclo elettorale, ogni tanto qualche tratto di pochi metri è liscio come un guanto, come un biliardo, ma adesso non preoccupatevi che le consuete buche daranno, ecco, non mancheranno di ripresentarsi. Allora, avevo intenzione di fare una diretta molto più lunga e molto più articolata, però l'urgenza del tema mi impone di procedere nei ritagli di tempo. Sto andando a prendere un collega che stimo per portarlo in un posto che non dovete sapere qual è, roba fatti nostri, ma diciamo che piano piano il quadro si sta delineando, cioè qual è? Non il quadro politico naturalmente, ma non nel senso che pensate voi a quando cade il governo, quando il bene trionferà sul male, insomma, a grandi linee, quando si alzeranno in volo gli elicotteri, insomma, ognuno nella sua bolla sa o pensa di sapere di che cosa sto parlando, insomma, quando ci sarà questa palingenesi tale per cui questo governo, che oggettivamente, insomma, vediamo un po' in affanno su tanti fronti, si leverà di torno. No, di questo non, su questo non ho lumi, lo vedo, questo governo, diciamo più esattamente la maggioranza che sostiene questo governo, la vedo come penso la vediate voi, se guardate, perché non sono sicuro che guardiate, ma se guardate la vedrete sfilacciarsi. Oggi alla Camera ci sono stati dei passaggi, insomma, qualche volta ci sono passaggi all'interno del centrodestra, qualche volta passaggi dal centro-sinistra al centrodestra, ma anche dal centrodestra al centro-sinistra, o dal misto al centrodestra, o dal misto al centro-sinistra. È una situazione così in perpetuo fermento. Bene, lasciamola fermentare. Il vero problema, cerco di dirlo, non vorrei essere troppo antipatico, un pochino sì, perché vi piace, poi perché, diciamo, un po' di antipatia serve a fissare i concetti, insomma, secondo me. Non vorrei neanche essere troppo paternalistico, e lì bisogna veramente resistere, bisogna proprio non esserlo, perché essere paternalistici significa essere tutto ciò che io personalmente detesto e tutto ciò che mi ha spinto a entrare in politica, cioè significa essere, non so, faccio un esempio fra i tanti, de mortuis nihil nisi bonum, però per esempio il compianto Padoa-Schioppa, come sapete, nel suo famoso articolo Berlino, Parigi, ritorno alla realtà, l'articolo dove parla di riavvicinare i popoli alla durezza del vivere, quello per me è l'esempio di tutto ciò che io non vorrei non solo essere, ma che un politico fosse, cioè uno che pensa di aver deciso, che pensa di sapere lui che cos'è il bene degli altri e vuole farlo contro la volontà degli altri. Ecco, questo non è per questo che sono entrato in politica. D'altra parte però mi corre l'obbligo, illuminato dalle parole di una persona che altresì stimo, stasera è una stima per tutti, illuminato dalle parole di una persona che altresì stimo, entrare un po' nel cuore del problema, che è perché molti di voi in realtà, senza saperlo, anelano ad essere presi in giro, o per meglio dire, sembrano non avere alcun tipo di filtro, di strumento critico, a partire dal più semplice degli strumenti critici, che è, ma più semplice, certo non sufficiente, ma assolutamente necessario, che è la memoria. Perché, vedete, per capire se si viene presi in giro, spesso può essere utile ricordarsi come si comportava chi vi ha preso, chi ci ha preso, vi ha preso, perché a me no, ci tengo a precisarlo, chi vi ha preso in giro. E magari se io mi ricordo come si è comportato chi mi ha preso in giro, non vado a chiedere a persone cui ho dato la mia fiducia di comportarsi esattamente come chi mi ha preso in giro, perché
va bene la sindrome di Stoccolma, va bene perseverare il diabolico, va bene che il diavolo ha anche un suo perverso fascino, e con questo sicuramente nel mondo di certi fulminati questa frase scatenerà sicuramente un ampio dibattito, però insomma ragazzi, allora, grazie alla solerzia e alla sagacia di un amico sono entrato in possesso del, diciamo, manuale del fate qualcosista che si articola in 8 capitoli. Adesso io non so se riuscirò ad esaurirli tutti, anche perché fra un po' mi chiamerà l'amico, però forse, visto che avrei dovuto approfittare del semaforo per leggervi gli 8 punti, cioè sono le 8 cose che questa persona, che è una persona appartenente a una borghesia evoluta, insomma, senz'altro alta, medio-alta, che frequenta persone, diciamo così, con questa cosa, il pollice opponibile, d'accordo? Così, o che presumono di avere il pollice opponibile, si è sentito dire con maggiore frequenza circa quello che l'opposizione dovrebbe fare per essere una buona opposizione. Beh, c'è un altro semaforo, quindi vi leggo rapidamente. Dovevano bloccare fisicamente i lavori parlamentari, dovevano ritirarsi come sull'Aventino, dovevano attivare tutti coloro che possono far causa ai DPCM e citare ogni atto illegittimo del Presidente del Consiglio, dovevano dire di non pagare le multe derivanti dall'applicazione dei DPCM, dovevano mobilitare la gente nelle strade come i gilet gialli, dovevano organizzare bande di fischiatori e lanciatori di uova a ogni uscita pubblica di membri del governo, dovevano far bloccare le strade intorno ai palazzi del potere con camion e trattori. 8. Dovevano comprare parlamentari della maggioranza e far cadere il governo. Quindi questo è l'ottalogo del fate qualcosista, ma anche del fate qualcosaltrista, ma anche del fate di piuista. Allora, vorrei partire da una osservazione, diciamo così, generale, perché l'amico che mi aspetta potrebbe chiamarmi in qualsiasi momento e siccome lui è un mio amico e voi siete solo dei conoscenti, gli darei la priorità troncando la diretta. Dunque, a mio avviso, l'osservazione più sintetica che si possa fare è che questa non è politica, è folklore. Parto proprio, per esempio, dal primo punto: dovevano bloccare fisicamente i lavori del Parlamento. È folklore, ed è un folklore che avete già visto. Chi è stato... Adesso tralascio l'efficacia del folklore, perché esattamente come dire, ci sono le meravigliose melodie di Morricone, ci sono anche delle meravigliose melodie della musica folkloristica, molto efficaci, smuovono i sentimenti, quindi in quanto melodie fanno il loro lavoro. Ma questo folklore che voi chiedete, a prescindere dal fatto della sua efficacia, della sua capacità di provocare poi conseguenze politiche, a chi lo avete visto mettere in pratica? Dai che lo sapete, vediamo se qualcuno... A chi avete visto mettere in pratica il folklore del bloccare i lavori parlamentari? Com'è che dice qua? Bloccare fisicamente i lavori parlamentari. Chi ha fatto sta roba qua? Dov'è? No? Ah, dai, su. Ma siete proprio smemorati. Adesso capisco. Sentite. Questa è una cosa veramente drammatica, perché se volessimo prendervi in giro avremmo la strada spianata. La nostra fregatura è che vorremmo costruire qualcosa con voi. Bene, tutta di che cosa stiamo parlando? Allora, bloccare fisicamente i lavori parlamentari è una cosa che non ha alcun senso. In generale voglio dire che il folklore non ha senso. E perché il folklore non ha senso? Ve lo dico subito. Perché non ha senso? Perché il folklore intanto ha senso in quanto, come dire, voi ne partecipiate. Una bella canzone, la pizzica, o che ne so, qualsiasi altra forma di ballo o di melopea o di melodia popolare, vabbè, vi piace se la ascoltate. Allora, io non so voi che film state vedendo, io non ho assolutamente idea di... Poi voi non esiste, siete tante persone diverse, ognuno di voi avrà in testa un film. Quanti però di voi hanno capito che noi non controlliamo i media e che quello che voi vedete è solo quello che i media vi fanno vedere? Cioè, se io domani mi do fuoco in aula, voi non lo sapete. È inutile che continuiate a chiedere sta roba qua, perché sta roba qua non solo è
diciamo, esteticamente sgradevole, ma non serve a niente perché voi non ne venite a conoscenza. Avete visto sul telegiornale la nostra protesta oggi in aula? Boh, secondo me no. Qualcuno me ne ha parlato? Secondo me no. Poi bloccare fisicamente i lavori del Parlamento che vuol dire? Noi ci lamentiamo del fatto che al Parlamento viene impedito di pronunciarsi e conseguentemente impediamo al Parlamento di pronunciarsi. Beh, con questa logica siete degli elettori perfetti del Movimento 5 Stelle, perché mi sembra evidente il perché poi uno vota 5 Stelle, perché se uno ragiona così, come dire, non si accorge del fatto che, diciamo... mi vengono in mente solo metafore volgari, scusatemi, quindi arrivateci da voi con la vostra testa. Non si accorge di alcune cose che gli succedono, mentre gli succedono. Non voglio scadere mentre vi lascio liberi di esercitare la vostra fantasia. Andiamo al punto 2. Dovevano ritirarsi come sull'Aventino. Questa è fantastica, anche se è scusabile, perché non ricordarsi una cosa successa pochi anni fa, cioè le pagliacciate dei 5 Stelle, chiederci di ripetere quell'approccio da pagliacci alla politica, d'accordo? Sperando che questo porti a che cosa? Boh, non lo so, non riesco a capirlo. Beh, è abbastanza inescusabile perché la pagliacciata e poi la calata di braghe di quei personaggi è roba della storia recentissima. Io voglio anche bene, poi non è un fatto personale, la mia è solo una critica politica. Mentre magari può essere scusabile non ricordarsi che cosa accadde negli anni '20 con la bella idea di andarsene nell'Aventino. Sostanzialmente in Parlamento c'erano i fascisti e c'erano degli altri, quegli altri se ne andarono, rimasero solo i fascisti. Che cosa può andare storto? Beh, cosa è andato storto lo sapete, ma si poteva capire anche prima, e infatti anche a quell'epoca ci fu un dibattito sul fatto se si dovesse fare o meno. Poi sta cosa gli era piaciuta, not in my name, vabbè, d'accordo. Potremmo anche andare sull'Aventino, perché no? Io magari mi spingerei fino alla Garbatella, perché c'è un ristorante che prediligo, molto popolare, prezzi gestito da un immigrato, fra l'altro, regolare però, ecco, quindi sappiate che i leghisti non sono razzisti, eccetera, eccetera, le solite cose che avete sentito dire. Vi sembra una buona idea? Allora, io penso che andare sull'Aventino possa essere una buona idea se si banalizza il periodo nel quale stiamo vivendo e se ci si dimentica che nessuna dittatura si presenta mai dicendo «buongiorno, sono una dittatura, adesso ti privo dei tuoi diritti politici e poi faccio come mi pare», d'accordo? Le dittature si presentano, diciamo, oggi con maggior garbo, in forme più raffinate, quindi noi non sappiamo esattamente col senno di prima quello che potremo sapere col senno di poi, cioè in che razza di processo storico siamo in questo momento implicati. L'unica cosa che, diciamo così, ecco, siamo arrivati nelle meravigliose buche, l'unica cosa che sappiamo è che la situazione è estremamente difficile da decifrare e potenzialmente molto pericolosa. Oggi, prima mi ha chiamato un amico che stimo, oggi stimo tutti, stimo anche te, per dirmi la sentenza del giudice di pace che ha detto, in una sentenza di giudice di pace o quello che è, o di giudice onorario, non lo so che cavolo fosse, quello che oggi, quello che io dissi in aula tipo 3 mesi fa, no? Cioè una cosa abbastanza ovvia, che non si può disporre per atto amministrativo di diritti soggetti a duplice riserva di legge e giurisdizionale. Allora, sai, non è che ci voglia un fine giurista per capire questo, basta un mediamente alfabetizzato con una copia della Costituzione, quindi insomma, qui noi non sappiamo esattamente in che processo siamo. Vogliamo gestirlo come all'epoca i partiti, diciamo così, della democrazia borghese gestirono il fascismo? Ma può essere un'idea. Scusate un attimo, devo salutare. Ciao! Eccoci. Vi siete persi un pezzo di... ma siamo qua, io sono già arrivato sotto al gruppo e quindi... Allora, vi volevo dire, ripeto, la soluzione Aventino non mi sembra il massimo della lungimiranza. Abbiamo qualche minuto per esaminare anche altre soluzioni, le esaminiamo tutte con calma. Le soluzioni che fanno appello alla
magistratura. Beh, sono molto interessanti, perché improvvisamente scopriamo che nel film in cui siete voi non c'è quello che vediamo nel film in cui siamo noi. Cioè, nel film in cui siamo noi c'è un discorso della magistratura che funziona in questo modo. Questi qui hanno ragione, ma dobbiamo attaccarli, o fermarli, o whatever. Vabbè. Quindi voi pensate che, siccome, diciamo, il pezzo di Stato che sta legiferando per DPCM è fatto di persone che, come dire, sono consustanziali a questi altri ordini dello Stato da cui voi vi aspettate questa palingenesi. Non so se è chiaro, finché una azione, diciamo così, una soluzione giudiziaria a un problema politico è cercata dal PD, trova sponda ovviamente nell'ordine giudiziario, ma se la soluzione giudiziaria è un problema politico, che peraltro è come dire, una soluzione giudiziaria che sarebbe a portata di mano, è un problema politico che tocca tutti, è cercata da un partito conservatore, ovviamente non trova sponda. Infatti chi è stato quello che ha reagito in qualche modo, che ha niente, volevo salutare un altro amico ma vedo che non mi vede, che ha mandato a stendere Conte col discorso di PCM, un giudice onorario, cioè stiamo parlando di una corte, va bene, sono stati promossi tutta una serie di ricorsi al TAR in un periodo in cui, fra l'altro, i TAR si riunivano in forma monocratica. I magistrati del TAR hanno detto no, va tutto bene, cioè il TAR in blocco, la magistratura amministrativa, perdonatemi, in blocco, ha detto che le stava benissimo che questo paese venisse mandato avanti per atto amministrativo. Beh, sì, forse ci sta, no? Cioè non ha riscontrato la magistratura amministrativa, non era quello che tanti giuristi, Cassese, ma tanti altri, tanti ne ho nominati in aula, avevano riscontrato. No, andava tutto bene. E quindi la soluzione era questa. Vediamo se ci sono altre soluzioni intelligenti. Dovevano bloccare fisicamente i lavori parlamentari, folklore non funziona, ti evacuano fisicamente e poi continuano, e non ha senso bloccare i lavori del Parlamento se ti lamenti che il Parlamento è interdetto. Dovevano ritirarsi come sull'Aventino, fantastico, la prima volta ha funzionato, ha aperto la strada al fascismo, perché non dovrebbe funzionare anche la seconda volta. Dovevano attivare tutti coloro che possono far causa ai DPCM, fantastico, la magistratura è veramente nostra amica come la Germania, per cui tutto bene. Dovevano dire di non pagare le multe derivanti dall'applicazione di DPCM e fornire assistenza legale. E certo, perché naturalmente noi navighiamo nell'oro, essendo che siamo finanziati con i rubli di Putin, eccetera, eccetera, e poi, fra l'altro, dovevano mobilitare la gente nelle strade come i gilet gialli. Ecco, questo è molto interessante. Io vorrei capire, secondo voi, come funziona il tema mobilitare la gente nelle strade, perché mi affascina molto. Cioè, praticamente io alle 8 e mezzo ho la commissione banche, alle 9 e mezzo ho la mia commissione, alle 9 e mezzo ho aula, fino all'1, poi alle 2 ho di nuovo commissione banche, poi alle 3 ho commissione, poi alle 4 di nuovo aula. Tutte queste cose ovviamente sono superflue o considerabili come superflue, quindi io sarei dovuto andare a mobilitare la gente, cioè io dovevo andare dove? Qual è il numero di telefono o l'indirizzo, il numero civico della gente, e dirgli: adesso tu ti metti dei gilet gialli e vai per strada a farti pestare di botte dalla polizia, perché in questa fase, andando per strada, violi tutta una serie di norme, per cui vabbè. Ma allora qui c'è anche un altro tema che io vorrei un attimo affrontare con voi, cioè la situazione è veramente tragica e noi ce ne rendiamo conto perché noi della Lega vi facciamo vedere i numeri, vi facciamo vedere
vi diamo degli argomenti, vi diamo delle basi di confronto delle basi di confronto internazionale, vi spieghiamo che la pioggia di miliardi arriverà fra un po', che ha un cioè vi spiego. La cosiddetta, aspetta, com'era? La gente, ecco, la cosiddetta gente guarda la televisione e legge i giornali, quindi non è solo il tema del non volersi far strappare gli occhi dai proiettili di gomma come in Francia, perché gilet gialli è quella roba lì che ovviamente l'Europa fa fare, perché se la facesse Orban andrebbe in un modo, se la facesse Salvini andrebbe come ancora peggio, ma siccome la fa Macron va bene. Non è quello neanche il tema, è che secondo me molti di quelli di voi che per il fatto di essere un po' evoluti o di avere un po' di più da perdere si rendono conto della tragicità della situazione, non si rendono conto del fatto che però questa coscienza non è poi così diffusa o non è così focalizzata. Se ti dicono, vabbè, tira avanti ancora un po', adesso arrivano 13.000 miliardi, tu magari vai avanti ancora un po' aspettando i 13.000 miliardi. Bella anche organizzare bande di fischiatori e lanciatori di uova ad ogni uscita pubblica dei membri del governo. Vabbè, a parte il fatto che, diciamo, aggredire fisicamente un membro del governo, per quanto nella mente di chi concepisce questo piano egli possa meritarselo, facilmente diventa penale, per cui non capisco perché noi avremmo dovuto organizzare bande di persone che vanno in giro a fare illeciti penali. Ma poi se qualcuno prova questa intima pulsione, io non gli consiglio di farla, ho appena detto che è penale, può prendere e andarci. Mi sembra, cioè, questo il grande gesto politico che risolve che cosa? Risolve il fatto che metteranno delle ulteriori campane di plexiglass, queste volte vere, e fine del disco, cioè il lancio dell'uovo, che cosa fa? Io me lo immagino, magari me ne porto uno e provo a lanciare un uovo sul banco del governo, può essere anche divertente. E poi che succede? Che improvvisamente la catena di comando non è più BCE, Bankit, Quirinale, Chigi, 20 settembre, Camere? Improvvisamente questo sovverte la catena di comando? Non credo, no? E se la catena di comando fosse sovvertibile con un uovo, cioè forse non avete presente l'ordine di grandezza del problema in cui siamo, se suggerite soluzioni folcloristiche. Vabbè, comunque, altra soluzione folcloristica: dovevano far bloccare le strade intorno ai palazzi del potere con camion e trattori. Ma anche qui, questa è quella che mi ha più colpito, nel senso che, guardate che qua è successo un sacco di volte, Cioè noi siamo stati bloccati da, non mi ricordo se dagli NCC o dai tassisti, perché chiaramente, cosa che voi non mi pare che non ve ne rendiate conto, perché bisogna farla la politica per capirlo, se fai contento uno fai scontento un altro, no? Tenete anche presente questo fatto che ancora siete la minoranza, certo non vi fanno votare, non è colpa vostra e non è colpa nostra, ma in teoria la maggioranza non vorrebbe le cose che volete voi, no? Ma noi qua siamo stati bloccati dentro il Senato da non mi ricordo più chi, credo gli NCC, che avevano bloccato Corso Rinascimento, tiravano bombe carta. E poi che è successo? Io non lo so. Non credo sia successo un granché, d'accordo? Ma ci sono anche precedenti. Se voi cercate trattori centro Roma, troppe volte sono venuti agricoltori a bloccare. Risolto qualcosa? Non credo, non mi sembra, non mi sembra. Dovevano comprare parlamentari della maggioranza, guardate, allora, a parte il fatto che, detto così, suona proprio male e credo che sia anche un reato, a parte il fatto che se una persona si fa comprare non è una persona, scusatemi, io ve lo devo dire, ma sono anche abbastanza stupito che voi ragioniate così, non è una persona che fa per noi, cioè non ci interessa moltissimo chi si fa comprare, fosse anche comprare con una promessa, tu devi venire con noi perché
per te l'indipendenza del nostro paese è un valore, perché sei un patriota. Ora, se io cerco qualsiasi dizionario, tranne forse quello che avete a casa voi, nel qual caso prestatemelo, la definizione di patriota non è persona che si fa comprare, o sbaglio? No? Forse nel vostro dizionario sì, ma forse è per questo che qua ci sono io e non ci siete voi, che non vuol dire che io so io e voi non siete, eccetera. Vuol dire semplicemente che le cose hanno cause ed effetti, e se uno ragiona sul fatto in questo modo: io devo raggiungere un obiettivo a qualsiasi costo perché io so la verità che è quella che so io, allora è esattamente il nemico, ragiona esattamente come un unionista. E noi non possiamo continuare a pensare di risolvere i problemi essendo un pezzo del problema e non un pezzo della soluzione. La soluzione è la Costituzione, la soluzione è la democrazia, la soluzione non è il folklore, perché quando ve lo fanno vedere, perché poi ogni tanto lo facciamo anche noi perché è liberatorio e ci sta pure che c'è il giorno in cui veramente ti girano e ti viene voglia di urlare comunque la tua rabbia, voi neanche lo vedete, non ve lo fanno vedere. La soluzione non è il folklore, perché quando ve lo fanno vedere è per catturare il vostro consenso su progetti che sono sostanzialmente dei diversivi, il cui scopo è mantenere le cose esattamente come stanno. Ma allora l'opposizione non fa niente? Io è da stamattina alle 7 che mi sto muovendo e non penso di non avere fatto niente. Ma allora dici che cosa hai fatto? No, non ve lo dico. Perché dovrei dirlo a voi? Perché intanto se lo dico a voi, lo dico anche agli altri, d'accordo? E poi, qui c'è un problema che credo di esserne anche io responsabile, cioè mi prendo la mia parte di responsabilità, e la mia parte di responsabilità consiste nell'aver voluto stabilire, ma in tempi molto precedenti alla mia entrata in politica e al mio desiderio di entrarci, al mio esercizio di un'attività politica. Il problema credo che la mia parte di responsabilità consiste nell'aver stabilito questo rapporto molto personale, molto diretto con voi, tale per cui io non vi conosco e tutto sommato non voglio neanche conoscervi, nel senso che rispetto la vostra intimità e la vostra privacy, come si dice. Voi credete di conoscermi, pensate che siamo amici e che così siamo quindi intitolati ad avere un rapporto di reciproca, assoluta e totale confidenza. Per carità di Dio, io non sono particolarmente sostenuto, però insomma questa disintermediazione dei ruoli, no? È molto favorita dalla dinamica dei social. Io quando mi rivolgo a un avvocato, quando mi rivolgo a un medico, per citare due fra le cose più, diciamo così, dolorose e fastidiose e anche costose che possono capitare, mi rivolgo a quella persona facendo qualche volta una scommessa, nel senso che lui sa fare delle cose che io non so, io ho un problema che non mi so risolvere da solo, e si arriva a un certo punto in cui io devo avere fiducia in lui. Non posso io rivolgermi a un avvocato e dirgli io come lui deve fare il suo lavoro. Se lui mi chiede un consiglio, un'informazione, ma perché pensi che si debba procedere in questo modo, io glielo do, ma altrimenti me ne sto al posto mio e aspetto di vedere il risultato. Qualche volta è buono, qualche volta è cattivo. Se io mi rivolgo a un medico, no? Mi dimentico Wikipedia e tutte le sue seduzioni e non mi faccio la diagnosi da me. Me la faccio fare da lui, e se lui mi dice piglia sta pasticchetta, io piglio quella pasticchetta. Fine. Faccio male? Big Pharma, scie chimiche, non dimentichiamoci Satana, insomma, ok, va bene, però io faccio così. Quando votavo
ancora, d'accordo? Sapete che avevo un rapporto con la politica molto lasco, molto di estremo disinteresse. Votavo meccanicamente, non mi sarebbe comunque mai venuto in mente di andare a insegnare il lavoro del politico a quello che io avevo delegato, a quelli che avevo delegato a fare questo lavoro di politico. Allora, qui il discorso è molto semplice. Noi stiamo lavorando. Vi faccio un esempio banale di cosa che stiamo facendo. Avete visto che razza di casino è successo a livello europeo sul tema del MES? Quella roba lì è successa perché c'eravamo noi della Lega, io, Claudio, tutti gli altri, che abbiamo messo in evidenza i pericoli di questo progetto, ma non oggi, sono anni che ne parliamo. E, entrando in politica, abbiamo ovviamente avuto modo di rendere più incisiva la nostra critica al sistema. Ma se non ci fossero stati noi, di sta roba non si parlava a livello europeo. Ah, ma sono solo parole. Vabbè, allora pigliati il MES. Ma e voi? Cioè, siamo ancora con la storia che l'opposizione si dovrebbe dimettere in massa perché così poi il governo cadrebbe e quindi governerebbe l'opposizione? Per cui la democrazia funziona che si vota a minoranza. Si vota e poi chi ha 60 voti e gli altri hanno 600 vince, perché se no si dimette e fa cadere il governo. Cioè, ma siete fuori? Ma fuori per essere fuori? L'opposizione è fatta di tante cose. È fatta di, per esempio, guadagnare la fiducia di chi lavora nelle istituzioni perché ti dia le informazioni corrette, cosa che se ti comporti come un cialtrone e come uno scappato di casa folcloristico non otterrai mai. E infatti quelli politica non è che godano dell'enorme collaborazione della tecnostruttura, nel senso che vengono ancora guardati come dei marziani 3 anni dopo, ancor più dopo che hanno fatto il gravissimo, tradimento completamente e immediatamente metabolizzato dai loro elettori di allearsi con il PD. Non è servito neanche allearsi con il PD a riverginarli, perché hanno esagerato col cialtronismo, col folklore, con questa roba qua, che non è una roba che ti, che ti consente di stabilire un rapporto organico con chi poi ha le leve del potere, con chi poi manovra i singoli ingranaggi e i singoli relè che trasmettono l'impulso politico. Eppure io vi ho detto di leggervi Io sono il potere, eppure ho cercato di spiegarvi attraverso quali meccanismi rischiavate di essere presi in giro. E non l'ho fatto ieri, non l'ho fatto un anno fa, non l'ho fatto neanche 2 anni fa. Ieri, un anno fa, 2 anni fa, avreste potuto dire vabbè, nel tuo interesse, stai in un partito, parli male di un altro. L'ho fatto 8 anni fa. 8 anni fa, quando non ero e non volevo essere in nessun partito e mi rivolgevo a persone i cui partiti, esponenziali, come dicono i giuristi, cioè i partiti che si riteneva fossero esponenti di quelle persone, erano schierati da tutt'altra parte del partito in cui ora milito. Partito in cui ora milito, che però era quello che aveva un ideologo che diceva attenzione perché un giorno le finanziarie arriveranno per fax da Bruxelles. E io a quel tempo lo guardavo, lo trovavo un tipo strano e pensavo, beh sì, però vabbè, certo sì, magari avrà anche ragione, ma... E invece no, aveva ragione, punto. Aveva ragione, punto. Allora, credo di avervi spiegato perché quello che voi pensate che un'opposizione debba fare, in realtà, se volete ve lo facciamo anche, è divertente, ma ci fa perdere tempo rispetto a cose più serie e più costruttive. E le cose più serie e più costruttive sono, per esempio, anche leggersi le carte, vedere da dove arriverà la prossima fregatura, studiarsi con attenzione, per esempio, il tema dell'esercito europeo, quello altro tema che ci darà tante soddisfazioni, studiarsi gli infiniti baghetti che arrivano, il baghetto bancario, eccetera, eccetera.
mantenere un rapporto più o meno fluido con le associazioni di categoria che adesso, diciamo così, devono essere tutte governative, ma che poi un domani dovranno parlare con noi. È chiaro che chi ha detto viva il MES in questo periodo ha sostanzialmente detto votate PD, quindi è chiaro che non potrà essere considerato un interlocutore in una fase successiva, no? Quindi la lista delle audizioni, diciamo, di un'ipotetica futura Commissione Finanze è molto corta, forse ci sono 2 nomi ormai. Però è anche chiaro che non puoi, cancellati, diciamo così, le figure apicali di queste associazioni rappresentative che non rappresentano una mazza di niente e diciamo così, trascurato il contributo di chi non ha contributi da dare perché non capisce quello che sta succedendo, resta il fatto che comunque uno deve avere dei rapporti con il paese, con le categorie produttive, e questi sono rapporti che vanno comunque mantenuti, che richiedono del tempo. Poi gli emendamenti, c'è un discreto problema, l'ultimo decreto non arriva a 100 articoli, ma ci va vicino, parla di tutto, tranne che di quello di cui, diciamo così, ci sarebbe bisogno, lo si studia, si lavora, si cerca di capire se c'è del buono, si cercano di fare le proposte, rimangono agli atti, sono carta, il lavoro delle commissioni nessuno lo vede, sì, d'accordo, va bene, allora chiudiamo il Parlamento, no? Perché poi dopo, alla fine, a me questo discorso che voi fate, ma tu parli e basta, ma io sono un parlamentare, che devo fare? Non devo parlare? Guardate che c'è almeno una persona che vorrebbe che io non parlassi, almeno una, Conte, ma e tutti quelli che lo mandano. Anche voi volete che non si parli in Parlamento? Anche voi volete la dittatura di chi? Di voi? Perché voi sapete la verità, perché peraltro ve l'abbiamo detta noi, e quindi adesso, siccome noi non comandiamo perché voi avete votato magari per qualcun altro o altri hanno votato per qualcun altro, adesso la colpa è nostra e quindi dobbiamo anche stare zitti, e se parliamo sono solo parole? Non lo so, sarà bellissimo, sarete dei grandi politici, io non vedo la logica di questo ragionamento. Noi dobbiamo continuare con perseveranza, con dedizione, con molta pazienza, a incalzare il governo perché eviti di danneggiare troppo il paese. La domanda fatta a Gualtieri in audizione, siamo in crisi di liquidità o no, sono solo parole, ma la risposta è un fatto politico, molto più che tirargli un uovo. Anche se onestamente il gesto così folcloristico magari sarebbe più divertente e più liberatorio. Vabbè, sentite, io so che sto facendo una cosa inutile, perché quello che vi dico stasera, chi può capirlo lo ha già capito, e chi non può capirlo non lo capirà mai. Ma non per questo io, essendo di destra, penso che non debba votare. Deve votare, vota chi capisce, vota chi non capisce, vota chi vuole capire, vota chi non vuole capire. Non vota chi non vota, spesso non ha capito, ma non fa niente. Ci sono quelli che hanno capito e votano, d'accordo? E direi che con questa serena constatazione possiamo chiudere questa diretta, nella quale vi ho esposto, vi ricordo, l'ottalogo del fate qualcosista, del fate qualcosaltrista e del fate di piuista. 8 scemenze che vi prego di non venirmi a dire, perché vi ho spiegato perché sono delle scemenze, e quindi d'ora in avanti preferirei che nel nostro personale dibattito venissero considerate nulle e quindi prive di effetti con ex tunc. Vi saluto e vi ringrazio per la cortese attenzione.